Scatman's World. Ragazzi, tutti nel comandante veneziano, siamo a Marsiglia, ragazzi, dobbiamo andare a Montpellier. La tappa di oggi, portare acqua in bottiglia, dobbiamo portare a Montpellier entro martedì alle 19:33, quindi dobbiamo fare molto molto presto. Siamo già qua perché mi sono un attimo esplorato la zona per scoprire un'agenzia del lavoro e un concessionario della MAN. O MAN, come sempre scegliete voi, ragazzi. Lo sapete che l'inglese comendiano può scegliere tra più opzioni. Adesso stiamo costeggiando il sud della Francia per il momento. Guarda questo, guarda questo. Passa, passa, coglione. Decidiamo. Mamma mia. Qua stiamo rischiando grosso. Ok, dai che ci siamo. Andiamo dritti. Ok, sono 238 km, quindi una tappa comunque rapida. Stiamo proprio sto appositamente insomma scegliendo le città vicine, quindi abbiamo fatto Nizza, Marsiglia, Marsiglia, Montpellier, così da vederla tutta con calma. Mi piace veramente tanto sto DLC, è fatto veramente veramente bene. Non pensavo così tanto, sinceramente. È molto, poi le città sono veramente una diversa dall'altra. Cioè, manca Spagna, Portogallo e Sud Italia, e con quello hai finito l'Europa praticamente. Sarebbe proprio l'apoteosi, la ciliegina sulla tortona. Dai, vecchio, dai. Adesso, dopo dovrei trovare un concessionario Renault, perché piacerebbe comprare un Renault, ma non trovo il concessionario. Ok. Buono, siamo in marcia. Destinazione Montpellier. Sì, ragazzi, ripeto, in questa terza carriera, perché ne ha fatte già due ed erano veramente molto avanti. L'obiettivo è scoprire le città, vedere i DLC e vedere un po' tutti i camion. Quindi, se magari voglio far vedere tutti i camion, tutte le marche e mi aggiungo un po' di soldi, non è un problema. Tanto insomma la carriera purtroppo io ho già fatto una sessantina di video, le potete vedere all'inizio. Ero arrivato molto bene, purtroppo, dopo per colpa delle mod ho perso tutto, ma lasciamo perdere. Salvataggi corrotti, casini vari. Dopo la sfiga kumendiana che ogni tanto arriva. Ok, siamo agli 85, allora siamo in salita, sto camion fa una fatica, ragazzi, che roba. Dai, vecchio, dai. Dai, vecchio, su. Adesso comincia la discesa. E qua adesso possiamo tirare a sbrega. Dobbiamo portare acqua in bottiglia, dobbiamo portare. Domaroni. Lione, Nizza. Noi dobbiamo andare... Dove cazzo dobbiamo andare? Dritti? Meno male. Non ci capivo un cazzo, mamma mia. Momento di panico, ma superato perfettamente. Abbiamo il sorpasso all'interno. Internazzo puro. E vai. Ok, pedaggio. Che palle, oh. Macchine non ce ne sono, possiamo andare tranquilli. C'è del telepass, abbiamo detto, è qua forse? No.
Forse era di là. No, eccolo qua, bellissimo. Finalmente hanno messo il telepass, Fioi. Non so se c'era anche prima, però è la prima volta che lo vedo nella TSM. Insomma, nelle mappe della mod non c'erano. Guarda, Vardio, Vardio, Vardio. Mamma mia, per poco incidentone con l'altro camion, non, sinceramente, siamo già al 7% di danni, quindi vorrei evitarne altri, grazie. Dai, vecchio su. È proprio lento sto camion, è proprio lento. Ah, del Senato. Il francese non lo so. Area di servizio comunque. Oppure di dormire, non lo so. Comunque era un centro di ristoro. Quando andiamo soprattutto quando ci sarà le tappe all'est Europa e là ci carichiamo i puttanoni e poi ci riportiamo là. Poi in Francia ci sono solo le fanciulle amano solo le baguette, quindi andiamo sullo sfolatino. Adesso dobbiamo girare a destra direzione Montpellier Center. Ok, vabbè. Poi ci ha messo un po' la cazzo. Abbiamo autonomia di benzina per 1356 km, quindi molto bene, me la godo. Me la godo questa cosa. Sono col volante comunque, ragazzi, sono con il volante chiaramente, se no sarei già tipo in 10.000 incidenti al secondo. Guarda Vardio, Vardio, guarda il porco, Vardio. Un porco, signori, un porco. Ok. Sarà un'altra tappa comunque veloce. I tapponi lunghi li faremo più avanti, adesso dobbiamo conquistare la Francia. Ma io a mezzogiorno e 20 non le tengo le luci, neanche loro le hanno, quindi fanculo. Messo altro pedaggio, ma che palle ho questi pedaggi. Guardia, guardia, guardia. Frena, frena, frena. Bellissimo, ti amo. Guarda, c'è c'è anche l'ometto, c'è il guardiano là. Mamma mia, che kick, signori, che kick. Che siamo vicini a Montpellier. Guarda questo che ti sorpassa così proprio. Proprio con arroganza. Mamma mia. Certo che sto camion è veramente deprimente, dai, dai. Ci avete 10 euro arrivare a 100 all'ora, dai. Chiaramente la versione base, non ho optional, non ho un cacchio di un cacchio. Non ho neanche le tendine con le robe, che io amo quelle cose là. Cioè, ho solo queste cose qua, ragazzi. Ho il portafoglio, il sandwich là, che ormai è la muffa, il telefonino, però mancano i gadget della cabina, porca trota. Mancano i gadget dell'ispettore gadget. Mamma mia, sto guardando il telefono mio e per poco facevo anche l'incidentone. Allora, smart. 64 km, ormai ci siamo, raga. Ormai ci siamo. Solo se è un parcheggio semplice, cazzo. Perché io mamma mia, io la prima parte l'ho giocata, cioè le prime 90 ore di gioco, io le ho fatte su Origin, perché io l'avevo preso ancora su Origin, che non c'era proprio subito, proprio il primo il day one, e non era su Steam, adesso l'ho trasportato su Steam, che mi è più comodo, bastato mettere il suo numero seriale e ho sistemato il tutto, bravo Cube. Me lo godo questo Cube. Così anche i DLC me li son presi da Steam, ho fatto prima, cioè, se no con Origins un casino.
Qua è tutta autostrada però, la Marsiglia-Montpellier è un po' così, insomma. Niente di eccezionale. Cioè, vediamo com'è la città, ma... Chiaramente qua è tutta autostrada. Montpellier, 450 metri. L'uscita. Anche sto stronzo esce. Ecco. Eccoci qua. Piano, piano. Si metterà 10 ore a salire questa cosa, questa strada. Eccoci qua. Sono le 13:25 e siamo arrivati a Montpellier-Sanar. Molto bene. Viaggio tranquillissimo proprio, tranquillata veramente devastante. Montpellier esplorata, 3 su 23. Molto good, Kuma, molto good. Le licenze poetiche continuano. Ocio, ocio che cazzo. Vabbè. Vai, un po' di marciapiedi, ma i marciapiedi sono tutti nostri, fioi. Parapapero, poco traffico per fortuna. Una città tranquilla, Montpellier. Ok. Merda, buono, buono, buono. Oddio, so stronzo, passa. Dai. Ok. Portiamo... Eccolo là, al parcheggio mi sembra non impossibile. Molto bene. È casuale, ragazzi, il parcheggio, dipende da... se siamo fortunati o meno. Mamma mia che palle. Ok. Fatta. Yes. E passiamo di livello. Che bello, che bello, che bello. Applica. Buono. Nuova email. Andiamo a vedere la mail. Siamo arrivati a creare. Ok, benissimo, 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 benissimo. E niente, purtroppo i rivenditori c'è solo... ci manca Renault, che cazzo, ma mi vedi com'è Scania e Volvo. Vabbè, appena troviamo Renault ce lo pappiamo. La prossima, vediamo, ce la organizziamo subito, così lo sapete già. Sotto Tolosa, vediamo se c'è Toulouse. Eccola qua, grasso di graffite. Ok, perfetto. Come 135 km, che cazzo. È proprio fuori dalla città. Va buon raga, sotto il Cumendone veneziano, prossima tappa Montpellier, Toulouse. Ciao!